io non sono uno storico, ringrazio di certe notizie che non sapevo che ho sentito questa sera, rappresento un movimento che ha fatto informazione fino adesso anche davanti alle scuole, sono un veterano, sono cubano. A mio avviso la scommessa, dopo tutto questo bagaglio storico, deve essere di fare la storia attuale per una prospettiva di domani e di assumersi questa responsabilità del fare la storia, non solo di leggere. Il leggere deve essere un bagaglio, il farla deve essere il coraggio. In questo momento, se pensiamo di dividere il Friuli da Trieste solo perché la storia ce lo insegna, abbiamo raggiunto l'obiettivo opposto. Se far questo significa valorizzare Trieste e Udine e il Friuli e far crescere entrambi in sinergia, questo deve essere l'obiettivo. Essere storici, essere friulani, vuol dire anche salvaguardare quello che sta succedendo nelle nostre famiglie. I figli che con la laurea se ne vanno a Spinardina, a Londra, a raccogliere pomodori in Australia. Essere friulani vuol dire assumersi queste piccole responsabilità che smembrano la nostra storia, smembrano le nostre famiglie. Ecco, io volevo dire solo questo. Facciamo forza comune, non differenziamoci sull'interpretazione storica stata. Mi sono spiegato? Grazie.